cari amici telespettatori di Teleradio Pace, vi salutiamo. Oggi incontrerete una serie di personaggi particolari, non se ne vedono più molto in giro e sono i consacrati e le consacrate. Di che cosa parleremo tra di noi, consacrati e consacrate di Santa Margherita, di Chiavari, di Sestri? Domanda? Parleremo di un argomento particolare, la preghiera, perché per noi consacrati la preghiera è il momento più importante, principale, fondante, radice della nostra giornata. Molti si domanderanno, ma perché pregare? È importante pregare? Ti pare che sia interessante pregare? Importante ancora, lo ripeto, è una parola che viene facilmente. Uno dice, ma io non so pregare. L'altro dice, ma forse mi piacerebbe imparare a pregare. Ma allora cosa dobbiamo dire noi? Pensiamo che il Signore ha detto particolarmente questa parola. Gesù alla Samaritana dice, credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre, ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Noi siamo abituati a vedere la preghiera in chiesa, il luogo specifico, però si può pregare in qualunque posto, in qualunque momento, perché pregare è mettersi alla presenza di Dio, essere consapevoli che in qualunque luogo, sulla strada, in casa, in ufficio, uno può fermarsi e dire Signore, sono qui, sono alla tua presenza. Senza aspettare certo i momenti in cui tutti corriamo alla preghiera perché abbiamo una difficoltà, perché abbiamo una malattia. No, pregare sempre. Il Signore chiede così, adoratori in spirito di verità in ogni momento. Tu cosa dici, Jean-Marie? E per quanto riguarda la preghiera, a me piace iniziare con la frase di Papa Francesco dove dice che la preghiera apre il cuore di Dio. Per me il momento della preghiera diventa un momento e un rapporto a tu per tu con il Signore, dove mi abbandono, mi lascio parlare da Lui e mi lascio anche guidare da Lui. È in modo proprio di entrare in questo rapporto che mi fa proprio sentire l'amicizia che ho con Lui. E questo è la mia preghiera personale, è il momento della mia preghiera personale. La preghiera anche per me è anche rende giorno per giorno un respiro della mia vita consacrata, perché diceva padre fondatore, padre Mauri, che innamorarsi a Dio, a Gesù, vuole dire essere presa della sua bellezza, del suo fascino. E questo, il momento della preghiera per me, è lì che io posso davvero contemplare questa bellezza del Signore. Posso nutrire il mio amore a Gesù anche ai fratelli. Quindi la preghiera mi mette proprio a contemplare il volto di Dio, che mi aiuta anche a contemplare Dio nel volto dei fratelli. E questo è il mio momento della preghiera. Vi siete accorti che ha nominato Padre Mauri? Ecco, oggi noi facciamo questa trasmissione all'Opera della Madonnina del Grappa di Sestri Levante, perché qui c'è un gruppo di consacrate e Jean-Marie ne ha dato la testimonianza, dicendo quello che lei ha interiormente approfondito. Ma abbiamo anche Nunzia. Certo, Nunzia sempre delle Oblate di Cristo Re. E anch'io prendo spunto da una parola di Padre Mauri che ci dice e che ci ha donato nelle nostre Costituzioni, che sono la nostra identità. A proposito della preghiera, viviamo nella preghiera un aspetto insostituibile del rapporto nuziale di Cristo con la Chiesa. La preghiera è il respiro che rende viva, responsabile e efficace la nostra oblazione. È un cammino di formazione che ci restituisce
il gusto del silenzio e ci abitua a leggere in profondità tutto ciò che accade. Nella preghiera, dono e impegno, la nostra vita diventa una irradiazione dell'amore, della misericordia, della santità di Dio in mezzo agli uomini. Questo è l'articolo 9 delle nostre Costituzioni. Allora, per me preghiera che cos'è? Nella vita quotidiana, nelle relazioni che io vivo, nei gesti che io compio, appunto nella vita quotidiana, allora preghiera per me, quando non sono in chiesa, quando non sono in una cappella a pregare, quando non leggo qualcosa di già scritto, preghiera è cercare con il mio spirito l'unità con Dio, la mia unione con Lui, e perché poi in unità con il mio corpo io possa vivere i sentimenti di Gesù e quelli trasmettere nelle mie relazioni, in ciò che dono agli altri e in quello testimoniarlo nelle relazioni con gli altri. A questo tipo di preghiera naturalmente si giunge dopo un cammino che deve iniziare da piccolissimi. Io che sono stata insegnante ho incominciato a insegnare ai piccolini della materna, ma prima ancora in famiglia. L'educazione parte proprio dall'inizio, dai primi anni, da quando si incomincia la scuola materna, ma prima ancora in famiglia. Abbiamo qui per voi un piccolo video di una famiglia che prega. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nella preghiera la famiglia custodisce i suoi rapporti, li rafforza, ritrova l'intimità dei suoi legami e li rimette in mano a Dio. Per me l'immagine della preghiera è quello del tavolo della cena della famiglia, dove Dio è a capotavola, ci riuniamo tutti quanti insieme intorno al tavolo e condividiamo con Lui le gioie e le fatiche della giornata e ci si dà appuntamento al giorno dopo. Io ringrazio per la giornata di oggi e per tutte le persone che ci hanno accolto in modo così bello e caloroso. Per me la preghiera è un momento in cui la famiglia si riunisce e possiamo dire certe cose che magari in altri momenti non riusciamo a dire. Per me la preghiera è un saluto a Dio e mi piace perché è un momento dove stiamo tutti insieme. Ringrazio per ieri perché sono andata alla pizzata della mia classe. Amen. Amen. Per me invece la preghiera è il momento più importante della giornata perché siamo tutti insieme e preghiamo davanti a Dio. La preghiera è un momento di stop dalla quotidianità per rendere partecipe Dio nelle nostre giornate. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Continuando il nostro viaggio nella preghiera dei consacrati, mi sono incontrata con Carolina. Carolina è anziana, è da tanti anni che è consacrata, ministra degli infermi, e mi ha ricordato proprio l'inizio della sua vocazione, quando prima, per arrivare alla consacrazione a Dio, lei aveva provato proprio il gusto della preghiera e desiderava pregare. Ma ascoltiamola. Allora Carolina, vuoi raccontarci la tua esperienza di preghiera, di consacrata nel mondo, in mezzo alla gente, non in un convento, non in un istituto che ha i suoi orari precisi? La mia preghiera è innanzitutto la preghiera di tutti i cristiani, la preghiera che tutti facciamo per conto nostro come preghiera personale e che tutti facciamo nella Chiesa insieme con gli altri cristiani. La preghiera personale è una preghiera che innanzitutto cerca la presenza e il contatto con il Signore. Non ha tempi determinati, ma ha tempi che si devono adattare alla nostra situazione, che è una situazione di persone consacrate ma buttate nel mondo. Poi c'è l'altra forma di preghiera che noi facciamo nella vicinanza con tutte le altre persone. Prima di tutto la nostra vita di impegno quotidiano, perché anche noi abbiamo il lavoro,
abbiamo tutte le attività che hanno le persone senza consacrazione, ma noi con la consacrazione come loro, senza differenze. E poi abbiamo la missione di essere vicini alle persone che soffrono in qualche modo, o perché hanno delle malattie, o perché hanno una vecchiaia che li limita nelle loro attività e nei loro impegni, o perché sono persone che hanno delle difficoltà e delle sofferenze spirituali. Siamo vicini a loro nel senso di ascoltarle, di aiutarle, e nello stesso tempo siamo vicini a loro perché abbiamo il compito di portarle nella nostra preghiera davanti al Signore. Tu mi dicevi anche che proprio perché sei vicina agli infermi sei anche ministra dell'Eucaristia. Cosa mi dici di questo? Prima di tutto porto loro la comunione e naturalmente mi fermo con loro a scambiare qualche parola, qualche pensiero. Loro mi esprimono le loro difficoltà e io rispondo, e nello stesso tempo questo colloquio con loro diventa anche un colloquio con il Signore, che sappiamo è sempre presente, per coinvolgere gli anziani che ci sono, che sono ancora lucidi, che hanno desiderio di avvicinare il Signore. Abbiamo fatto un gruppo che sta diventando sempre più ampio, parlano e intervengono e naturalmente il discorso è sulla presenza del Signore e su come il Signore interviene nella nostra vita. Vediamo molto interesse, molto desiderio di queste persone di partecipare a questa riflessione sul Signore. Jean-Marie, tu cosa dici di quello che ci ha consegnato della sua esperienza Carolina? È una bellissima esperienza, anche perché lei dice che nella sua preghiera poi porta nella preghiera le persone che ha incontrato, e lo vediamo anche nelle situazioni di oggi, perché la nostra preghiera personale portiamo anche le situazioni della vita che noi viviamo, quello che incontriamo, le situazioni che viviamo, esempio vediamo a telegiornale l'immigrazione, la povertà, gli anziani che vivono da soli, e tutto questo fanno parte della nostra preghiera personale, perché portiamo nel cuore di Dio queste situazioni. Quello che noi non possiamo fare sappiamo che il Signore lo può fare. Quindi questa esperienza della Carolina Ed è anche un po' l'aspetto della nostra secolarità, quello di essere nel mondo accanto alle persone che vivono la loro vita con le loro difficoltà, nelle situazioni difficili, nelle malattie, nella povertà, e farci ascolto, anche solo quello, ascolto della loro situazione, per poterla poi appunto offrire sia la nostra presenza e portarla e presentarla nella preghiera al Padre. Al Padre, ecco, hai ragione, il Padre è tanto presente nella preghiera delle persone consacrate. Ne ascoltiamo Suor Alessandra, che nella sua esperienza ha proprio questo aspetto. Ho studiato diversi modi di pregare, ho letto dei libri che dicevano che ci sono dei gradi di preghiera, che bisogna fare così, così, così. Ecco, non sono mai stata molto amante di queste regole per la preghiera. La preghiera mi è sempre sembrata qualcosa di più spontaneo, di più vitale. Ho scoperto, proprio vivendo, che la preghiera è un sottofondo della vita e che lo diventa se davvero se si rimane capaci e si diventa più capaci di ascoltare questo sottofondo, che è come quelle musiche che non sai che ci sono, ma che in certi momenti ti colpiscono perché hanno delle inflessioni particolari che ti danno gioia e ti danno tanti spunti di riflessione. Così un po' è il vivere la preghiera interiore. Ho imparato che la preghiera non è soltanto parole,
anche se a volte le parole ti esprimono molto bene i tuoi stati d'animo, no? Allora anche quando sono lì in portineria che lavoro, che penso molto, ecco, mi viene spontaneo pregare, mi viene spontaneo. Quando ricordo, ecco, determinate situazioni, mi viene proprio spontaneo affidarle al Signore. Ecco, in questo direi che mi sono abituata col tempo a fare preghiera di affidamento. Signore, queste cose non le capisco molto, ma le accetto, perché tu sai, e in questo mi ha aiutato molto una mia consorella, che purtroppo è mancata prematuramente, ma quando ero giovane lei mi diceva non ti preoccupare delle parole, il Signore sa. E tu quindi quando c'è qualcosa tu digli Signore, tu sai. E io ho imparato questa cosa, ecco, e molte volte lo dico anche scherzosamente alla gente con cui parlo, no? Che mi dicono, ma qui, ma là, ma il mondo oggi, non preoccupatevi, il Signore sa, il Signore è sopra. E quindi prima o poi sistema tutto. La paternità di Dio è qualcosa di così grande, di così immenso, di così aperto a tutto quello che sei, anche di limite, di negativo, di incapacità proprio, no? E quindi capisco che il Padre è proprio come un grande abbraccio. Allora dico, fammi conoscere il Padre, fammi arrivare più in fondo. E Gesù però mi risponde appunto, se conosci me, vedi di conoscere il Padre perché siamo la stessa cosa. Poi anche quando prego non chiedo mai insistentemente delle cose. Per me è abbastanza frequente dire, Signore, se vuoi fai questo. In genere non prego per me, non mi viene di pregare per me. Forse prego indirettamente per me. È più chiaro l'indirizzo della preghiera quando prego per gli altri. La preghiera che desidero tanto e che desidero aumentare nella mia vita fino alla fine è proprio questa preghiera di intimità col Signore, di lasciarlo agire, di non insegnargli quello che deve fare, perché qualche volta siamo portati a dire al Signore come si deve comportare, ma non è questo il modo di pregare. Chiudo con un pensiero appunto di Ernest Ronchi su questo bellissimo libro semplice come un girasole, Note di preghiera. Lui a un certo punto dice che dobbiamo arrivare a sentire la preghiera non come un dovere, ma come un desiderio di Dio. Ecco, questo direi che è proprio il desiderio che ho. Abbiamo sottolineato con Suor Alessandra un aspetto tanto bello della preghiera e che anch'io condivido, perché quando sono in giro per la strada, nessuno mi guarda, io vado così, ripeto tante frasi dei Salmi. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Ti amo, Signore, mia forza. Ecco, i salmi anche lì diventano facilmente una preghiera spontanea, se però tu l'hai avvicinata direttamente dal testo. Però c'è anche un altro argomento molto bello che ha fatto presente alla nostra attenzione Suor Alessandra, quello della paternità di Dio e del rapporto con Gesù Cristo. In fondo noi suore, quando facciamo la nostra consacrazione, esprimiamo i nostri voti, ci viene cantato, vieni sposa di Cristo, vieni sponsa Cristi, viene dal tuo Signore che ti accoglie, che ti ama, che ti prende per mano e ti accompagna alla sua dimora, alla sua casa. Ecco, anche questo tema di Gesù Cristo, del suo rapporto diretto col Figlio di Dio, è speciale ed è quello che ci aiuta tanto anche nei momenti più difficili, di difficoltà. E a questo proposito mi piace anche sottolineare un aspetto che ha detto Papa Francesco nell'Angelus per la festa del battesimo del Signore. Allora lui ha detto questo: la missione di Gesù
è compiuta in costante e perfetta unione con il Padre e con lo Spirito Santo. Anche la missione della Chiesa è quella di ognuno di noi per essere fedele e fruttuosa è chiamata ad innestarsi su quella di Gesù. Si tratta di rigenerare continuamente nella preghiera, l'evangelizzazione e l'apostolato per rendere una chiara testimonianza cristiana non secondo i progetti umani, ma secondo il piano e lo stile di Dio. Ecco, questo rapporto allora di Gesù che ci riporta al Padre è anche però un rapporto che lega la sposa, che è la Chiesa, al suo sposo, perché Gesù è lo sposo che grazie allo Spirito Santo dona alla Chiesa tutto ciò che è necessario perché possa portare e annunciare il suo messaggio, il suo amore, perché alla fine tutto quello che ci aspetta è un abbraccio alla fine con il Padre, che ci riporta al Padre. E noi tutti però siamo annunciatori del Padre, annunciatori del Figlio, annunciatori della Chiesa, ma la Chiesa è fatta di persone concrete, è fatta di quello che sono gli annunciatori della parola, gli annunciatori della carità, gli annunciatori della speranza, quanto bisogno di speranza c'è oggi. Allora abbiamo tanti motivi per cui pregare. Uno in particolare, io dico parlando della Chiesa, è parlare di questi chiamati che lo scelgono come risposta definitiva al Signore, quali siamo noi in questo momento che abbiamo tutte dei voti perpetui fatti al Signore di povertà, castità e obbedienza, consacrazione, di dedicazione totale alla Chiesa. L'amore più grande per un consacrato è Gesù Cristo e la sua Chiesa. Desiderare unicamente, infinitamente che questa Chiesa venga conosciuta, venga amata, oggi tanto bistrattata, però davvero dobbiamo amare questa nostra Chiesa. E ci sono delle suore che hanno proprio come incarico speciale la preghiera per la Chiesa e la preghiera per i sacerdoti, attenti bene. Ma prima vogliamo leggervi un brano del Vangelo dove il Signore dice: pregate perché il Padre mandi operai nella sua messe. Dal Vangelo di Matteo. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Dicevo, e ci tengo a precisarlo, che c'è una congregazione in diocesi che ha proprio come regola, come definizione di se stessa, la preghiera per i sacerdoti. Andiamo quindi dalle missionarie di Gesù sacerdote e incontriamo 3 giovani suore che vi diranno con quanto entusiasmo loro hanno abbracciato questa loro vocazione e questa loro chiamata. Vedete qui accanto a me alcune di loro che si presentano e vogliono parlare della loro esperienza di preghiera. Sono Sor Irma, vengo dalla Bolivia, sono 2 anni qua e ho imparato a pregare con le mie sorelle. Sono Sor Maria Victoria, vengo dalla India, sono 4 anni che qui ho imparato a pregare nella famiglia. Le prime si sono presentate, ma Sor Silvia ci dice la sua esperienza di preghiera. La preghiera per me è qualcosa di fondamentale nella mia vita, proprio come una fonte dove attingere, dove prende forza, energia, la mia vita in questo dono che è la nostra vita consacrata. E allora, come suora di Gesù sacerdote, mi piace tantissimo questa vita di preghiera come offrenda unita alla offerta di Gesù che lo fa ogni giorno e ogni momento della nostra vita nella celebrazione della Santa Messa. Questa mia vita è una offrenda
per la santificazione dei sacerdoti, e questo lo vivo con tanta passione, no? che mi dà forza in ogni momento a essere questa offerta che sostiene la vita nelle sue fatiche, nelle sue difficoltà, i nostri sacerdoti. E la nostra madre fondatrice diceva che la preghiera è un donare il nostro tempo a Dio. Allora, questo donare il mio tempo unita alla di Gesù è qualcosa di meraviglioso, che rende più bello la mia vita, la mia giornata, pur essendo nell'ordinario delle faccende della casa, nella nostra attività, le piccole cose fatte con amore, essendo sostenuta dalla preghiera, pur il gesto più piccolo diventa bello. Noi, la nostra madre fondatrice, ci insegnava che queste cose piacciono a Dio, gradisce Dio, e questa è l'ofrenda più bella che possiamo fare anche della nostra vita. E la nostra vita comincia con la preghiera comunitaria. Insieme apriamo la giornata lodando il Signore con i salmi, la liturgia delle ore, la celebrazione eucaristica, e così la nostra vita tutta la giornata, anche se non siamo a ripetere le preghiere dette dalla Chiesa, la nostra giornata diventa anche preghiera. E abbiamo una cosa bellissima come comunità, come congregazione, che ripetiamo nella giornata quando ci incontriamo, e ci porta a questa preghiera, a questo incontro con il Signore, una giaculatoria che dice: «O Gesù ostia, amore nostro, ti offriamo al Divin Padre per mezzo di Maria in tutte le sante messe». Con queste preghiere noi ci uniamo alle celebrazioni eucaristiche che in ogni minuto, a ogni palpito del nostro cuore, in qualche parte del mondo si sta celebrando. Allora, cari amici, cosa ne pensate fino adesso della preghiera? Stiamo sentendo delle belle esperienze. Cosa ve ne pare? Mi sapete rispondere? Ditemi di sì, perché io aspetto questo. Vorrei che oggi davvero conosceste un po' di più la preghiera, conosceste un po' di più la vita consacrata in questo suo cuore che batte per la Chiesa, che batte per i bisogni dell'umanità, che batte per il Signore prima di tutto. E adesso andiamo in due luoghi particolari, se siete d'accordo. Andiamo dalle suore di clausura. È evidente che sono dei luoghi dove uno sa già che andando trova la preghiera in atto, e lì respiri la preghiera, e loro, nella loro luminosità, nella loro semplicità, davvero ci trasmettono questo bisogno di Dio, questo anelito a Dio, questo volgersi continuamente verso l'alto, quasi in una posizione, no? Una mano che va all'alto verso Dio e l'altra che si stende verso i fratelli. La preghiera nella nostra giornata è il punto cardine di tutto. Per me personalmente durante la giornata cerco di stare alla presenza di Dio, come mi hanno insegnato appena sono entrata, e offrire e chiedere per chi è venuto a portare delle difficoltà. Però quando poi andiamo in chiesa sospendendo le attività, mi sembra proprio di mettermi di più nella preghiera, perché riesco, c'è una fraternità comunitaria, non sono più io che prego da sola, ma con tutte, e c'è più valore per me, penso, perché i salmi sono la preghiera di Gesù e la comunità è un sacramento di salvezza nella Chiesa. Mi sembra, per me è una cosa stupenda la preghiera in Chiesa. Parlo con le parole di Gesù. Il Papa ha detto che il Gesù prega per me e prega insieme a me. Perciò quello che chiedo lì mi sembra che il Signore, non dico me lo deve dare, ma me lo dà. La nostra preghiera deve essere veramente universale, cominciando dalla preghiera corale dei Salmi, con la parola di Dio, che questa alimenta veramente
E i salmi sarebbero da far pregare a tutti, perché sono proprio la preghiera dell'uomo che si rivolge a Cristo nei momenti difficili e nei momenti anche di ringraziamento e di lode. E poi quella personale me la porto durante il giorno, perché riceviamo anche telefonate che chiedono preghiere per le loro famiglie, per i loro figli, per i loro malati, e ci raccomandano anche di proseguirle, non di pregare solo quel giorno. E allora noi portiamo sempre al Signore queste cose e Lui intercede per noi presso il Padre. E andiamo avanti giorno per giorno con tanta gioia, con tanta pace, con serenità, cercando di volerci sempre bene, perché è l'unione che fa la forza. A me piace moltissimo la preghiera comunitaria perché con noi c'è Cristo e Cristo avvalora la nostra preghiera anche e soprattutto con le ispirazioni, con i pensieri, qualche versetto di salmo che poi ci rimane per tutto il giorno, e nella preghiera personale cerchiamo almeno cerco, di stare vicino al Signore, alla presenza di Dio, e di offrire, associata a Cristo e alla Madonna, tutte le preghiere avvalorate dai loro meriti per tutto il mondo, per la Chiesa e il mondo intero. A volte mi domando, ma la nostra preghiera ottiene qualcosa? A volte chiedo delle grazie che non ottengo affatto. E allora insisto. Il Santo Padre l'altro giorno nell'udienza generale ha dato una risposta stupenda. Dice, se non cambiamo noi, se non cambia il mondo attorno a noi, le cose attorno a noi che vorremmo diverse, cambiamo noi. Infatti nel Vangelo abbiamo la conferma che la nostra preghiera ci ottiene sempre il dono dello Spirito Santo. Per me la preghiera è ed è sempre stata come l'ossigeno dello Spirito. Io senza preghiera non posso vivere. Mi piace molto la salmodia, la celebrazione della Santa Messa, i canti, tutto mi piace. Però non mi basta quello. La mia vita voglio che sia una preghiera continua, vivendo alla presenza di Dio e pregando sempre, sempre unita al Signore per la salvezza di tutti gli uomini, per la conversione di tutti i peccatori, per i missionari, soprattutto per il Santo Padre e il trionfo della Santa Chiesa. Abbiamo visto le suore carmelitane di Levi. Forse molti di voi non sapevano neppure che c'erano, eppure sono dei cuori che pulsano davvero per la nostra vita, per la vita di tutti i cristiani. Dall'Alto di Levi vedono la chiesa di Chiavari, la chiesa di Lavagna, la chiesa di Sestri, e si avvicinano a tutte quelle persone. E sapete, sono proprio contente quando andate da loro e dite: suora, ho proprio bisogno, madri, pregate per me. E loro sembra quasi che siano lì ad aspettare solo quello. Certo, la loro giornata non è stare in ginocchio tutto il tempo, però davvero, se le avete ascoltate con attenzione, sentite quanto palpino per i bisogni degli altri. A proposito della preghiera che raggiunge il cuore, che raggiunge il cuore e che lo cambia, cito un attimo Papa Francesco nell'Angelus del mercoledì del 9 gennaio. E dice, a proposito di pregare: Gesù prega. Ogni passo della vita di Gesù è come sospinto dal soffio dello Spirito che lo guida in tutte le azioni. La preghiera, aggiunge Papa Francesco, trasforma sempre la realtà, sempre. Almeno, se non cambiano le cose attorno a noi, almeno cambiamo noi, cambia il nostro cuore. Ecco, allora a questo proposito del cuore che cambia, mi viene in mente che nella preghiera i nostri sentimenti umani, quando noi li offriamo nella preghiera, vengono purificati, perché noi viviamo dei nostri sentimenti umani, no? Però cerchiamo appunto di testimoniare i sentimenti di Gesù che ci vengono dati nella preghiera. Per esempio, viene purificato il nostro sentimento
quello che più viviamo normalmente, che è la gelosia. Allora, noi nell'incontrare Gesù, noi sentiamo, è purificato perché? Perché noi sentiamo che siamo amati da Gesù, sentiamo di essere un dono per Lui, di aver ricevuto anche dei doni per noi e che Lui si aspetta che noi li mettiamo e rispondiamo vivendo questi doni che ci ha dato. Allora ci sentiamo veramente unici e in questo modo si supera ed è purificato ed è trasformato anche il sentimento della gelosia, così come anche altri sentimenti umani come l'ira può essere trasformato nel perdono, perché Dio, siccome accoglie me, Gesù accoglie me con i miei limiti, con i miei difetti, allora anch'io accolgo l'altro, la persona che mi è accanto, nelle sue fragilità, perché Dio ama me come ama Lui con le sue fragilità. Oh, ma grazie Nunzia di questa cosa che ci hai detto. Mi è proprio piaciuta come l'hai espressa. Però rimaniamo con le suore di clausura, con questi sentimenti come loro li vivono, e andiamo dalle altre suore di clausura che sono a Levi, che sono le suore Clarisse, e ascoltiamo Suor Cristiana che altrettante cose belle ha da comunicarci. Qui c'è la preghiera di lode, la preghiera di ascolto, la preghiera di accoglienza, tanti modi la preghiera qui la potete percepire. È un luogo aperto a tutti, in chiesa ci potete andare e respirare la preghiera che è davvero indispensabile per la vostra vita, anche e soprattutto per coloro che sono immersi nel lavoro, nelle attività e devono sempre correre. La nostra vita è davvero impregnata di preghiera, nel senso che la nostra fondatrice, Santa Chiara d'Assisi, ha fatto della preghiera uno dei due perni della vita delle sorelle povere. L'altro perno è quello della vita fraterna e nella preghiera tutti e due diventano il modo in cui noi sorelle povere diamo la nostra testimonianza di Vangelo per la Chiesa e per il mondo. Direi che l'esperienza fondante per noi della preghiera è quella della preghiera liturgica. Noi preghiamo tutta la liturgia delle ore, dal mattino molto presto, iniziamo la preghiera alle 5:30 al mattino, fino alla sera, chiudendo la giornata con la compieta. Ed è proprio come uno scheletro della giornata per noi la preghiera liturgica. Si alternano questi momenti a quelli della vita quotidiana normale che condividiamo con tutti i fratelli e le sorelle del mondo, fatta di fraternità, di lavoro, di momenti di confronto, di formazione. Personalmente posso dire che amo molto la liturgia e la scoperta che ho fatto entrando in monastero di una possibilità ulteriore di preghiera è stata quella dell'ascolto della parola di Dio, del fare dell'ascolto della parola di Dio un pilastro, un momento fondante della giornata. E nel tempo, ormai sono quasi 25 anni che sono in monastero, il rapporto con il Vangelo direi che è diventato l'elemento che più di tutti gli altri dona novità alla giornata, perché dà il là all'inizio del nuovo giorno con una sfumatura, con una angolatura che sento regalata dal Signore direttamente, per cui è un'opportunità che il Signore fa a tutta la Chiesa ovviamente, ma a noi che siamo dedite proprio per mandato della Chiesa alla vita contemplativa diventa proprio come un alimento indispensabile, un elemento di cui non possiamo fare a meno. E poi tutta la liturgia delle ore, le lodi, i vespri, le ore medie, tutto l'ufficio delle letture, diventano come un eco a questo Vangelo che abbiamo ascoltato e che nutre la nostra vita e ci aiuta a farlo andare in profondità. Perché credo che tutti facciamo l'esperienza che la fede o dà forma alla vita oppure diventa come un soprammobile che dopo un po' ci si dimentica che c'è e non incide più nella nostra quotidianità. Invece se ogni giorno noi riusciamo a fare di una piccola parola di Dio la luce che illumina tutta la giornata, il riferimento che ritorna nei momenti della giornata, piano piano la nostra relazione con il Signore si nutre e si approfondisce, diventa più ricca e più bella e davvero diventa capace di dare forma e di illuminare le nostre giornate.
per la preghiera delle sorelle di clausura, ma a me piace proprio sottolineare questa loro disponibilità, che loro sono sempre lì quando tu hai bisogno, quando senti questa accoglienza che fanno, tu vai e sai che ci sono, che questa preghiera loro aiuterà il tuo bisogno. Se tu hai bisogno di riposarti nel Signore, se tu hai bisogno di parlare, se tu hai bisogno di qualcuno che ti dà un consiglio, tu vai con la certezza che loro ci sono, che ti danno, che ti accolgono, che ti danno proprio questa accoglienza e ti fanno sentire la presenza del Signore nella loro preghiera. E per quanto riguarda ancora la preghiera e i sentimenti che noi troviamo nella preghiera quando siamo da soli, quando preghiamo da soli, vorrei sottolineare anche la preghiera di ringraziamento, perché il Signore ci dà tante cose. Se vediamo nelle nostre giornate, nelle nostre relazioni, in quello che siamo, mi viene sempre in mente a ringraziare il Signore per il dono della chiamata. Abbiamo parlato tanto per quanto riguarda la vocazione, la vita consacrata, e il dono della chiamata, il Signore che ha avuto questa fiducia in noi e ci ha chiamato e ci ha voluto. E questo mi fa sentire in quanto il Signore è grande, perché non è che sceglie le persone chissà come sono, sceglie proprio quelli deboli, perché Lui vuole usarci, vuole che noi diventiamo strumento per il mondo, per avvicinarlo al mondo. Ringraziare anche per le nostre famiglie spirituali, le nostre comunità, le nostre consorelle, e quindi la preghiera di ringraziamento in tutto quello che il Signore fa giorno per noi, per le nostre comunità, per il nostro mondo, per la società, per tutti quelli che noi incontriamo. Ma grazie Gianmaria anche te di questo che ci hai detto. E adesso ci spostiamo, proprio perché parli del ringraziamento, di nuovo presso il convento dei Padri Cappuccini di Santa Margherita, e lì incontriamo un'altra bella figura di consacrato, di persona che ci saprà comunicare quanto ha nel cuore della preghiera. Sono frate dal 1963, o almeno nel 1963 sono entrato in convento, quindi sono passati 55 anni. E se non avessi pregato non avrei resistito, non sarei diventato frate, non avrei superato le difficoltà che ogni vita e anche la vita religiosa presentano. La preghiera per me è stata soprattutto lasciarsi portare dalla preghiera della Chiesa. È una duplice mensa, è la mensa della parola in cui noi ascoltiamo e veniamo come portati dentro la parola di Dio, spezzata però dalla Chiesa giorno per giorno in un ciclo che ci fa entrare nel mistero della vita di Gesù, dall'Avvento, il Natale, la Pasqua, che è il culmine, la Pentecoste, l'Ascensione, le feste di Maria, dei Santi, tutti i giorni nella Messa attraverso la preghiera che la Chiesa ci ha spezzato, attraverso questo pane. E poi il culmine ovviamente è la rinnovazione del sacrificio della croce e la sua partecipazione intima attraverso la comunione. Questo per me è stato il cuore della preghiera della mia vita. Ma accanto a questa liturgia solenne o semplice, quotidiana dell'Eucaristia, c'è un'altra liturgia che mi ha portato e mi ha nutrito, che è quella della liturgia delle ore, la santificazione delle ore attraverso quello che un tempo si chiamava l'ufficio divino, che santifica e porta l'Eucaristia nelle ore del giorno, la preghiera del mattino con le lodi, la preghiera della meditazione con le letture, l'ufficio delle letture, così si chiama, e poi l'ora nona o sesta o terza, i vespri, tutti connessi con la grande preghiera eucaristica che
è come un lasciarsi portare, almeno così è stato per me, dalla grande preghiera della Chiesa che ci fa rivivere ogni anno la storia della salvezza e il mistero di Gesù. Potrei anche portare degli esempi dei momenti di dolore, anche di costretto a lasciare la mia vita fraterna del convento per assistere i miei genitori ammalati, per esempio, dove l'unico conforto e la comunione con i confratelli e con la Chiesa era proprio la liturgia delle ore e la Santa Messa. E questo mi ha nutrito e mi ha arricchito e mi ha dato la forza di andare avanti. Anche Francesco aveva questa passione per l'ufficio divino, come si chiama, per la liturgia delle ore. Quando era malato, al termine della sua vita, è cieco e quindi non poteva leggere. Voleva anche un frate pregasse per lui, con lui, davanti a lui, il breviario. Questo libro che insieme al Messale nutre la vita di tutti, ma io devo dire che ha nutrito la mia. Sono già avanti, ho 71 anni e ringrazio Dio di essere stato portato da questa grande preghiera che è la preghiera della Chiesa. La mia qualche volta è arida, difficile, dura, come tutte le vite di preghiera che io sappia, ma questa mi ha portato. Su questa mi posso abbandonare, su questa mi posso fidare e voglio rendere questa umile e semplice testimonianza. La preghiera comunitaria quotidiana è un momento fondante, è un momento in cui davvero noi troviamo tutto, perché l'aiuto delle consorelle ci sostiene nel momento di aridità, nel momento di gioia, nel momento di sofferenza. Ci siamo spostate nella cappella della comunità della Madonnina del Grappa. Voi vedete proprio anche la Madonnina del Grappa che ben conoscete e qui si fa l'adorazione quotidiana. Ebbene sì, allora il nostro padre fondatore, devi sapere, Sor Pierantonia, che sin dal febbraio del 1924 ebbe l'approvazione per poter avere l'adorazione eucaristica quotidiana nella nostra casa, l'approvazione diocesana. E quindi è da allora che ogni giorno, nella stessa ora, la comunità che abita questa casa si riunisce per adorare Gesù. E diceva anche padre Mauri, è un bisogno del cuore il fermarsi e contemplare il volto dell'amato. E questa cosa la diceva anche San Giovanni Paolo II nella Ecclesia de Eucaristia. Diceva che Gesù nel sacramento è lo sposo che si mostra e si dona perché sia amato e contemplato. È un bisogno, come Giovanni, il discepolo prediletto, poggiare il capo sul suo cuore per poter abbandonarsi in tutto a Lui. Ecco, come diceva anche la Nunzia, che bisogna fermarsi, prendere un tempo e stare davanti a Gesù. Ecco, nella preghiera dell'adorazione che noi davvero ci mettiamo in silenzio davanti al Signore e così possiamo fare questo dialogo del tu per tu con il Signore. E diceva anche il Padre che bisogna portare le anime a Gesù e Gesù alle anime. Ecco, è il momento dove noi, in quello che abbiamo fatto tutto il giorno, noi possiamo portare tutto quello che abbiamo incontrato a Gesù e ascoltare cosa ci dice per quanto riguarda quello che abbiamo portato. E quindi la preghiera dell'adorazione per noi è un nutrimento che ci dà poi la grazia di fare la nostra missione nel mondo, di essere nel mondo. Cari amici, ecco, siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio, di questo percorso. Naturalmente è un assaggio della preghiera, perché sulla preghiera sono stati scritti testi e testi, testimonianze e testimonianze. Noi abbiamo fatto nel nostro piccolo il nostro viaggio per conoscere qualche cosa. Voi potete sempre approfondire, andando a trovare queste suore e questi frati che avete visto. Loro hanno la casa aperta per ciascuno di voi, perché le consacrate e i consacrati si sono dedicati al Signore Gesù e alla Chiesa, proprio per essere aperti e accoglienti verso tutti. A questo punto ci salutiamo e speriamo di avervi
accontentato e dare soddisfazione, dare conto a voi di quello che è la nostra vita. Ma voglio aggiungere ancora una cosa: il 2 di febbraio, quest'anno è sabato, è la giornata della vita consacrata, anche in diocesi, in tutto il mondo. Ricordiamo questa nostra vita, giornata per la vita consacrata, in occasione della festa della purificazione, o più popolarmente conosciuta come festa della Candelora. Da parte nostra vi invitiamo se potete a venire in cattedrale. In cattedrale alle 6:45 parte la processione con i ceri, con il vescovo che celebra e presiede poi la Santa Messa. Saremo contenti proprio di avervi molti con noi a celebrare questa nostra giornata. Grazie e arrivederci. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.